Per puntare? Sì. Ah, ecco, sì, perfetto. Ok, ci siamo. Però se Joseph poi ritornasse, io l'ho ascoltato con attenzione, vorrei che mi sentisse anche lui. Glielo dico. Dicevo, questa è un'immagine scattata domenica scorsa, in cui 250 persone delle chiese francescane di Cagliari hanno fatto quasi la prima tappa del cammino. Questo non ha significato, poi dopo vedremo un po' la partecipazione, da quante persone è seguito il cammino e così via. Ecco, io direi di iniziare subito per dire che il Cammino Miniero di Santa Barbara è un itinerario storico, culturale, ambientale e religioso, lungo gli antichi nel Parco Geomineo della Sardegna, lungo gli antichi cammini minerari del Sulcis Gallesente Cuspinese, che come sapete è la regione mineraria, il bacino minerario più importante della Sardegna, uno dei più importanti in Europa. Per capire un po' le motivazioni che ci hanno spinto a ideare e progettare questo cammino, è bene inquadrare l'aspetto storico del territorio, perché poi alla fine tutte le domande, tutte le considerazioni ho visto che fino adesso sono ricadute sulle motivazioni per cui nasce un cammino. Ecco, quindi essenzialmente che cosa è il Parco Geomineo Storico Ambientale della Sardegna? È la individuazione di quelle aree che in Sardegna per alcuni millenni sono vissute delle estrazioni di minerali. E ci troviamo, questa è la geologia della Sardegna, e questo è soltanto il Sulcis Iglesiente Cuspinese, soltanto in quest'area. Pensate, questa mappatura è stata fatta da Quintino Sella, quindi stiamo parlando del 1870, e già allora c'erano circa 200 miniere in funzione nel Sulcis Iglesiente Cuspinese. Siamo nella terra più antica d'Italia. Tutti questi fenomeni minerogenetici sono sviluppati appunto in queste rocce che sono di 500 milioni di anni fa, e questo il bacino minerario. E dunque in Sardegna il rapporto con la roccia e con la produzione delle materie prime è antica quanto l'uomo, grosso modo, perlomeno della grande presenza dell'uomo in Sardegna, e cominciamo nel Neolitico antico, circa 6.000 anni avanti Cristo, quando si producevano le ossidiane e venivano commercializzate in tutto il mondo, per cui questi antichi sardi commercializzavano l'ossidiana già lavorata per fare le frecce delle punte delle lance e così via. Per arrivare poi, parlo soltanto dei momenti più significativi nella storia delle miniere della Sardegna, per arrivare all'età nuragica, quando queste popolazioni hanno capito per prime, con qualche dubbio rispetto all'Egitto, ma insomma sicuramente nel Mediterraneo occidentale, che fondendo assieme il rame che era già stato scoperto e utilizzato, assieme allo stagno si poteva produrre il bronzo, e quindi l'età nuragica è, diciamo così, è identificata anche nell'età del bronzo. Quindi una grande abilità delle popolazioni di allora, che è andata avanti fino al periodo fenicio-punico, diciamo romano, per fare una sintesi e per non dilungarmi, in cui nel bacino del Mediterraneo occidentale la Sardegna era già una meta come fonte di materie prime, e dunque la grande diciamo, invasione prima dei Fenici, poi dei Punici, e infine i Punici che sconfiggono i Nuragici, e infine i Romani che recuperano questo territorio e impiantano grandissime miniere. La civiltà romana è stata estremamente importante nel nostro territorio. Queste che vedete sono il piombo per le ancore e i pani di piombo, proprio marchiati con gli imperatori del momento, i primi manufatti di argento e così via. Ecco, questo è estremamente importante perché la civiltà romana ha scritto addirittura le tavole di Ajustrel, che è una località mineraria in Portogallo, stiamo parlando dell'86 d.C. Ecco, e da noi in quel periodo davvero c'è stata una grande presenza
un grande sviluppo dell'attività estrattiva. Qua non è presente una cosa, ma ve la dico: nella miniera di Calabona, con le ricerche che hanno fatto sul restauro della lupa capitolina, è stato scoperto che, da analisi isotopiche fatte all'Università di Oxford, che il rame e il piombo della lupa capitolina viene dalla miniera di Calabona, sotto Alghero. E quindi, insomma, questa è la testimonianza di una grande attività. Vado direttamente all'età medioevale, quando c'è stata la grande invasione dei pisani, il grande sviluppo dell'attività estrattiva, con una strutturazione abbastanza consistente delle fosse pisane che scendevano verso il basso seguendo il filone, scavavano con il fuoco, e queste sono le vecchie sezioni che sono state trovate, queste le fosse che ancora oggi sono visitabili, e da allora la zecca della città di Iglesias e l'organizzazione della vita civile e sociale di quel territorio, con la pubblicazione del Breve di Villa di Chiesa, che è stato uno dei codici che hanno disciplinato l'attività sociale e l'attività mineraria. Ecco, quindi, come dicevo, camminiamo sulle rocce più antiche d'Italia, tra le più antiche d'Europa. Hanno trovato in queste rocce di 500 milioni di anni fa per prime ospitalità i primi esseri viventi del nostro pianeta, e camminando in queste colline, in questi sentieri, riusciamo a trovare le testimonianze di 8.000 anni di storia, dal Neolitico al Nuragico. Questa è una delle grandi tombe dei giganti, fino all'era industriale, grandi acropoli dell'era industriale. E questa attività, a partire dall'era industriale, quando tutte le compagnie minerarie europee si sono riversate nel territorio della Sardegna, in particolare in questo territorio, per produrre metalli, hanno lasciato una testimonianza di archeologia industriale di altissimo valore. E questi sono alcuni dei reperti, alcuni di queste strutture di archeologia industriale collocate in ambienti, diciamo così, paesaggistici, ambientali di straordinaria importanza, e con delle opere di ingegneria straordinarie realizzate dentro la montagna. Quello che avete visto prima è quello che c'è dentro Porto Flavia, gli scavi e i silos che vedete nel porto di Cagli, i grandi silos esterni, o a Rimini che vedete questi grandi silos che rovinano il paesaggio. Ecco, qua c'è in questo progetto una grande compatibilità ambientale. Nella montagna sono stati realizzati quei silos, e da lì viene fuori appunto questa struttura dalla quale venivano caricate le navi. Dicevo, collocato in ambienti particolarmente significativi e belli e suggestivi dal punto di vista ambientale e paesaggistico, dalle coste a Falesia ai grandi sistemi dunali, quello di Scivu Piscinas, che è lungo circa 12 km, una delle bellezze del nostro territorio e della Sardegna. Ecco, questo patrimonio, questi valori di archeologia industriale, di vicende storico-culturali, di ambiente, di territorio, sono stati racchiusi in queste aree che sono andate a costituire il Parco Geominerario Storico-Ambientale della Sardegna, che 20 anni fa, come sapete, l'UNESCO ha riconosciuto di valore internazionale, e esattamente 20 anni fa, il 20 di settembre del 1998, è stata firmata la Carta di Cagliari, che è stato lo strumento che ha dato avvia alla valorizzazione del parco, di questo patrimonio. Ora, in questo territorio, in questi antichi cammini, dove varia tutto, variano le condizioni, il patrimonio di archeologia industriale, il tipo di minerali. La Sardegna viene chiamata un piccolo continente anche perché, per trovare una varietà di metalli e di giacimenti come quella che troviamo qua, bisogna andare in tutta l'Africa o in tutto il Sud America, insomma. Quindi, da questo punto di vista, si trovano una varietà enorme di giacimenti, di contesti ambientali. Come avete visto, non abbiamo visto il bosco, ma ci sono i grandi boschi sul substrato calcareo, sul substrato granitico. Ecco, il filo rosso che lega questi cammini e queste miniere sono le chiese dedicate a Santa Barbara e il culto dedicato a Santa Barbara. Adesso, per cominciare a capire perché si chiama Cammino Mineo di Santa Barbara: la conoscenza di un patrimonio storico-culturale di un territorio, comprese le attività religiose che hanno unito la gente di miniera. Un fatto estremamente importante questo, riteniamo, perché in ogni miniera c'è una via della processione, in ogni miniera c'è una chiesa dedicata a Santa Barbara. Questa è una foto degli anni '20, in cui
i 30.000 abitanti di Glisa scendevano lungo le strade per la processione di Santa Barbara, e tutte le vie principali delle processioni antiche e attuali, insomma, perché in tantissime, anzi nella maggior parte delle situazioni, queste processioni sono ancora diciamo un culto ancora attivo, e in ogni miniera e in ogni chiesa c'è la statua e l'immaginetta, la preghiera dedicata a Santa Barbara, che è proprio un culto che nasce proprio da una profonda devozione da parte dei minatori. Se leggiamo soltanto questo pezzo, sentite un po' cosa dice: quando discendo nella miniera, a te si eleva la mia preghiera, tu con la fede dammi il ristoro delle fatiche del duro lavoro, infondi la fede nei nostri cuori, dolce patrono di minatori. Invece che una preghiera sembra una dichiarazione d'amore questa nei confronti di questa santa. Insomma, nel buio della miniera questa santa era il grande conforto per i minatori, e devo dire che questa santa ha rappresentato un elemento di coesione del territorio tra i minatori e tra la gente di miniera, perché soprattutto nel dopoguerra, quando gli scontri erano accesi tra destra e sinistra, comunisti e democristiani, i minatori erano ovviamente tantissimi iscritti al Partito Comunista, ma di fronte a Santa Barbara non c'erano altri politici che potessero condizionare i loro rapporti. Quindi non c'era né De Gasperi né Togliatti che potessero regolare i loro rapporti. Con Santa Barbara tutti trovavano unità, un grande elemento di coesione che poi vediamo come abbiamo utilizzato anche noi nello sviluppare il progetto e nell'arrivare alla definizione del cammino. Ecco, questa è la chiesa di Santa Barbara di Monteponi. Ho voluto mettere questo sacerdote che adesso ha 96 anni, il sacerdote storico di questa parrocchia, per dire che lui, che ha ospitato Papa Giovanni Paolo II nel 1985, quando in visita alla miniera di Monteponi si è affacciata alla chiesa e ha detto: Santa Barbara, la nostra patrona. Lui ha lavorato un anno in miniera, nelle miniere della Polonia, e quindi questa figura internazionale di Santa Barbara. È un fatto questo estremamente importante, perché tutti i minatori in Europa, negli Stati Uniti, ad eccezione dei paesi dove non praticano la religione cristiana, Santa Barbara è la santa dei minatori, la santa protettrice dei minatori, e non solo, di tutti quelli che svolgono attività pericolose, che hanno a che fare col fuoco, quindi pompieri, artificieri, marinai, e poi anche geologi. Io sono geologo, me la sono ritrovata patrona anche per quello, non solo perché ho lavorato in miniera, e addirittura anche gli architetti hanno come patrona Santa Barbara. Non mi dilungo, se c'è tempo ve lo dico dopo perché. Ecco, e in tutte le miniere d'Europa, questa è la statua di Santa Barbara nel pozzo principale della miniera di Marcinelle, dove nel 1958 c'è stato questo grande incidente dove sono morti 260 minatori, tra cui circa 130 italiani. Ecco, questo è quello che c'è di patrimonio nel parco geominerario. Adesso vediamo che cosa sono questi antichi cammini minerari sui quali noi abbiamo costruito il cammino minerario di Santa Barbara. Sono i sentieri percorsi dai minatori per andare dalle loro case nei posti di lavoro. Sono le prime vie, le prime decoville costruite, i primi binari per trasportare i minerali con i carrelli, allora spinti a mano, e poi successivamente trainati dagli animali. Ecco, in questo caso il traino con i cavalli, il traino con i carri a buoi, e questa immagine straordinaria della grotta di San Giovanni ad Domus Novas, che è praticamente l'ostacolo verso l'Orida dalla piana del Cicerri. Ecco, questa è la terza grotta al mondo dopo Francia e Australia che può essere percorsa, può essere carrabile, grotta naturale, una grotta carsica, che può essere attraversata che è una strada camminabile. Adesso fortunatamente è stata protetta, però il cammino passa lì. Anche il nostro cammino ha questa peculiarità: per 800 metri si cammina sottoterra. Questa grotta è illuminata. In ogni caso, comunque, noi consigliamo di portarsi una piccola lampada, ma sono 800 metri straordinari perché si passa dentro le concrezioni carsiche e così via. I piani inclinati, anche questi vie di collegamento tra un livello e l'altro della miniera. Le vecchie ferrovie, a partire dalle più antiche. Questa non è la più antica, ma è del 1904, la prima ferrovia a trazione elettrica delle miniere, la più antica ferrovia delle miniere, che portava da Monteponi a Portovesme.
E ecco, questo è il tratto della miniera per il trasporto essenzialmente dei minerali, poi anche in parte del personale. La grande struttura di viabilità che è rappresentata dalle ferrovie che trasportavano i minerali, soprattutto il carbone da Carbonia a Sant'Antioco e soprattutto è la prima struttura pubblica di mobilità del personale e delle persone in quel territorio. E qui sono tante le immagini. Questa è la miniera di carbone da cui sono partiti milioni di tonnellate che sono passate in questa ferrovia per andare verso Sant'Antioco. Addirittura questo è il transito in questa ferrovia che era parallela, passava a fianco al ponte romano che congiungeva la città. Insomma, tutta la viabilità che poi univa i villaggi con tutti i sistemi di mobilità che via via si sono succeduti e che collegava i vari bacini, le varie miniere, i vari bacini minerari tra di loro. Ora, questo patrimonio, soprattutto quest'ultimo, poi vedremo che non c'è soltanto i cammini minerari recenti, quelli dal 1850 in poi, che è un fatto importantissimo, sono stati dichiarati negli ultimi stati maggiori dell'archeologia industriale che sono svolti a Venezia, sono stati dichiarati come un grande patrimonio di archeologia industriale nazionale. Questo è un fatto estremamente importante. Ecco, noi di fronte a questa cosa qua non l'abbiamo fatto né come privati, perché avevamo interesse economico, né come pubblico, perché c'erano le due questioni sulle quali ci siamo arenati un po'. Per questo volevo che Jacques fosse presente qua, ma insomma glielo racconteremo. Qua ci sono stati dei volontari che hanno lavorato, in prevalenza eravamo già da allora pensionati, quindi avevamo tempo da dedicare e con l'associazione Pozzosella, che è la nostra associazione, avevamo finito da poco un progetto europeo, un altro progetto l'avevamo trasferito al Parco Giubileo, che era quello delle tesi di laurea, e allora abbiamo detto noi proviamo a scoprire questi antichi percorsi e l'abbiamo preso come progetto, come un impegno dell'associazione, mai pensando che saremmo riusciti poi a fare quello che abbiamo fatto, cioè a mettere a sistema questi sentieri. Ecco, l'abbiamo fatto per conservare la memoria di quelli che l'hanno percorso. Qua c'è la Presidente di Terre di Mezzo. Ecco, quando noi avevamo questi concetti, quando siamo andati con Maria Carla Castagna a visitare i primi sentieri. In questo sentiero proprio ci siamo impigliati in mezzo ai rovi. Ecco, l'abbiamo fatto per andare a riscoprire questa storia e questa cultura e la memoria delle persone che hanno realizzato questi percorsi. L'abbiamo fatto anche per riscoprire il territorio e l'abbiamo fatto anche con lo spirito di pensare che probabilmente questi territori abbandonati potessero trovare nuova vita, quindi per progettare qualcosa che potesse essere utile al territorio. Naturalmente non l'abbiamo fatto grazie all'INPS questo, Joseph, nel senso che eravamo tutti pensionati, eravamo pagati e l'abbiamo dedicato a scoprire e riaprire questi cammini. Quindi dicevo prima, non è né il pubblico né il privato che ha fatto questo, sono i volontari che l'hanno fatto. Però vediamo l'evoluzione poi di come abbiamo coinvolto il pubblico e il privato in questo progetto. Ecco, dicevo l'abbiamo fatto noi, riaprendo i sentieri, facendo la segnaletica e soprattutto organizzando delle escursioni a conclusione di ogni sentiero che veniva recuperato. E l'abbiamo fatto per scherzo la prima volta, ma proviamola a far vedere a qualcuno. Alla prima sentiero che abbiamo fatto una decina d'anni fa, recuperato, hanno partecipato 300 persone in una giornata in cui pioveva. E così siamo andati avanti, incoraggiati da questa partecipazione. Insomma, qua c'è un'immagine di un'escursione fatta lungo una ferrovia dopo averla sistemata alla bella meglio, perché siamo stati anche un po' azzardati noi come associazione. Insomma, abbiamo rischiato, io prima di tutto come presidente, però fortunatamente non è successo niente perché tra qualche mese vedrete in questa ferrovia le barriere e le transenne sistemate adeguatamente, a regola d'arte, con la messa in sicurezza, ma allora l'abbiamo fatto mettendo i volontari lungo il percorso. State attenti, passate al centro. Ecco, a questa escursione hanno partecipato 1500 persone. Qualcuno mi ha chiesto quanta gente ci va sul cammino di Santa Barbara e quando i primi arrivavano a Gonnesa, gli ultimi dovevano partire ancora da Bindua 12 km prima, insomma, per dire che c'è stata questa grande partecipazione che a noi ha incoraggiato ad andare avanti. Questo è stato un po' l'elemento che ha fatto crescere il cammino. In questo modo noi abbiamo capito che questi cammini potevano essere, questi antichi cammini potevano rappresentare un futuro sostenibile per il territorio, nel senso che già
noi non facevamo pagare, ma sono nate le guide che poi hanno organizzato altre di queste escursioni facendosi pagare, quindi qua in questo modo è nata l'economia, avvantaggiati dal fatto che noi avevamo il nostro futuro alle spalle, l'INPS che ci pagava e allora tutti quanti dovevano venire a fare l'esperienza e scoprire questi sentieri assieme a noi. E quindi dal recupero dei singoli sentieri, questa è una prima bozza iniziale di 8 anni fa, siamo passati a progettare il cammino. Io grazie alla possibilità di spostarmi un po' tra Roma, Bruxelles, e aver capito cosa stava succedendo a Santiago, nei cammini europei, e abbiamo capito che in Sardegna non sarebbe venuto mai nessuno per fare quei 12 km, quei 10 km di un sentiero, no, occorreva avere un sentiero e un cammino che è in grado di proporre un periodo più lungo di permanenza. Questo è stato il momento in cui la Regione nel 1912 ha organizzato Renato Tomasi come capo già da allora di questa avventura. Qua c'è il sindaco di Galtelì e proprio a Galtelì si tenne il primo forum sul turismo religioso in Sardegna. Ecco, noi arrivavamo lì freschi di questa esperienza personale, di volontari che avevano cominciato a concepire che si doveva e si poteva realizzare un cammino. Siamo arrivati lì con tanti cammini già blasonati, insomma, il cammino di Sant'Uiaco, di cui si parlava da 30 anni, il cammino di San Giorgio, eccetera, eccetera. E insomma, dopo questa esperienza positiva che ha avuto una certa rilevanza tra i comuni, la Regione ha deciso di passare all'azione e quindi di firmare dei protocolli d'intesa che coinvolgessero a livello territoriale tutti i comuni. E da lì è nato il primo coinvolgimento. Questo è stato, sono tutti i soggetti che hanno partecipato alla firma del protocollo d'intesa del cammino minerario di Santa Barbara, che come vedete da subito, oltre a tutti i comuni, c'è la provincia, la regione ovviamente che ha fatto la regia e la promozione di questa c'è l'ANCI, e soprattutto ci sono le 2 diocesi che hanno sottoscritto già da loro il protocollo senza vedere nulla, soltanto perché noi abbiamo detto qua bisognerebbe cercare di scoprire, progettare un cammino, ma andare a verificarlo e a individuarne la percorribilità. Ecco, questo è quello che ha fatto nascere tutto, è stato firmato questo protocollo d'intesa con i comuni, addirittura sottoterra abbiamo firmato il Vescovo di Iglesias ha firmato questo protocollo e il cantiere che era già aperto con i volontari che andavano a fare un sentiero dopo l'altro, ci siamo messi in strada e siamo andati alla ricerca attraverso gli archivi, le testimonianze dei vecchi minatori, di tutti quelli che potevano darci una mano, dei cammini più vecchi, più antichi e più autentici. Perché in questo cammino a Santiago, come ha detto Joseph prima, si è dovuto progettare tutto, addirittura fare il cammino. Qua invece non c'è nulla di inventato. Noi passiamo, come avete visto prima, in quelle percorrenze, nei sentieri, nelle ferrovie, nelle strade di viabilità costruite in diversi periodi e quindi siamo andati alla ricerca di questi sentieri. L'abbiamo fatto interamente per 400 km, appoggiandoci e chiedendo aiuto a livello locale addirittura ai guardaboschi che conoscevano le storie dei diversi territori, come in questo caso, con ricerche storiche. Questa è una delle cose più belle, più interessanti, quando riusciremo a ripristinare questo ponte, lo sapremo in Sardegna, perché questa è una vecchia ferrovia della Fiat, costruita per trasportare i minerali da un castello medievale che c'è qua, questo è il castello di Gioiosa Guardia a Villamassargia. Ecco, la ferrovia scende qua, arriva verso la stazione di Musei, lì viene attraversato il Rio Cigerri. Noi dopo siamo andati 7-8 volte noi con tutti i volontari a scoprire questo passaggio, fin tanto che abbiamo trovato i basamenti di appoggio della ferrovia e quindi questa noi attualmente il cammino l'abbiamo messo in funzione anche con bretelle, però l'obiettivo, e qua ci stiamo arrivando anche in questo caso, è quello di percorrere le più antiche e più autentici cammini della storia delle miniere, realizzati dagli uomini. Poi vanno manutentati, vanno sistemati, vanno messi in sicurezza come stiamo facendo, ma sono i più antichi e più autentici. Questa è la cosa importante che credo differenzi questo cammino da tutti gli altri europei, Joseph. Questo mi pare che, perché anche la via Francigena, come hai detto tu, è una sorta di indovinare dove sono passati il vescovo di Canterbury quando è andato a Roma, insomma. Ecco, queste sono... Cosa è successo? Niente. Queste sono le carrarici di età medievale che scendevano dalle fosse pisane del Marganai, tutte fatte con i muri a secco, anche queste in parte da mettere in sicurezza e ripristinare, ma queste sono le cose. Le vecchie strade romane che venivano
dal posto di Sulchi, da Sant'Antioco, dove sono l'approdo dei Fenici, dei Punici e dei Romani, per andare verso la zona mineraria per le stazioni dei metalli. Questa carrareccia, che è di una bellezza struggente, direi, man mano che almeno così l'hanno giudicata i carboniensi che non la conoscevano. Cioè, questa è una carrareccia di età fenicio-punica che saliva da Sant'Antioco, dal nuraghe Sirai, e raggiungeva la necropoli di Monte Sirai. E queste sono le ruote dei carri stampate nelle trachite, una cosa straordinaria dal punto di vista storico-culturale e anche emozionale a vederla, insomma. E questa è un'altra delle cose che abbiamo scoperto. E naturalmente io su questo sono molto prudente, però insomma, scendendo da un nuraghe, andando verso l'alto nuraghe, nella zona del Basso Sulci, ci siamo imbattuti in questa, i piedi nostri si sono imbattuti in questa lastricatura ciclopica. Ora, l'archeologo che era con noi è rimasto meravigliato e ha fatto una prima ipotesi, perché una cosa del genere si trova soltanto nei nuraghi, però verticali o inclinati. In questo caso è stata trovata questa lastricatura ciclopica. Ecco, abbiamo interessato l'università. Nei giorni scorsi abbiamo proprio firmato la convenzione per la seconda fase di studio. Dai primi studi questa sembrerebbe un pezzo di strada nuragica. Se questo avverrà, sarà la prima strada nuragica della Sardegna. Sapete tutti che all'interno dei villaggi nuragici ci sono la viabilità interna, che è stata scoperta, ma tra un nuraghe e l'altro in Sardegna non c'è un esempio di viabilità nuragica. Quindi da questo punto di vista questo potrebbe essere un risultato davvero di grande rilevanza. Quindi passiamo non nelle strade che sono state disegnate nel 980 d.C., ma naturalmente non sto criticando Santiago perché hanno fatto benissimo a fare così, però per dire che noi passiamo che questo è, quando io ho presentato il cammino che mi aveva chiesto Franceschini a Castel Sant'Angelo, io mi sono alzato, c'era anche Miriam Giovanzana, tutti hanno detto un altro cammino, adesso sono di moda, se li inventano tutti. Questo è vero che dal punto di vista dell'organizzazione della struttura è un nuovo cammino, ma noi passiamo su antiche viabilità che non possono essere paragonate con nessun'altra dei cammini europei conosciuti. Non la strada da nuraghe Sirai alla necropoli di Sirai è quella carrareccia con le ruote dei carri questa qua. Quella nuragica è di collegamento tra il nuraghe Modizzi e il nuraghe, adesso non mi ricordo il nome, tra due nuraghe nel Basso Sulcis comune, attraverso i comuni di Sant'Ad, Teolada e Piscinas. Abbiamo già diffuso le tracce alla sovrintendenza, insomma, è una cosa sulla quale ci stiamo lavorando e vogliamo farlo con tutti i supporti scientifici necessari. Ecco, quando come volontari abbiamo finito e abbiamo individuato questi percorsi, noi abbiamo avuto un piccolo contributo di 40.000 euro da parte della provincia e con questi 40.000 euro abbiamo ingaggiato 16 laureati in tutte le materie che potessero essere in grado di fare una radiografia completa del cammino. E di questi 40.000 euro noi ne abbiamo dato 30.000 loro, 6.000 sono tornati allo Stato subito in ritenuta da conto, per dirvi insomma il contributo della... Però insomma quei 10.000 sono serviti per stampare le carte, per dare qualche rimborso benzina ai volontari e così via. Ecco, questi giovani, con questi giovani laureati noi abbiamo fatto ancora i 400 km del percorso e abbiamo rilevato tutto, il rilievo georeferenziato ovviamente del percorso, lo stato del percorso, i lavori da realizzare e naturalmente la georeferenziazione. Questo è un fatto importantissimo perché poi ci ha consentito di fare le carte tematiche, però poi è stato rilevato interamente il patrimonio, dalla geologia, l'archeologia industriale, l'archeologia classica, l'architettura, la flora, la fauna, gli aspetti antropologici, i prodotti locali di quel territorio, dell'enogastronomia locale. Abbiamo rilevato tutte le strutture ricettive presenti lungo il percorso e tutto questo ovviamente è stato georeferenziato e questo ci ha consentito in sostanza di definire il percorso del cammino miniero di Santa Barbara, di definirne la lunghezza, in questo caso sono 395 km, però poi con gli interessi che stanno manifestando nel prossimo aggiornamento della guida, che spero esca l'anno prossimo, saranno un po' di più, perché il comune di Portoscuso vuole che passiamo da loro, il comune di Santararesi mi ha detto ma qua c'è questa cava, qua c'è il nuraghe, c'è la storia anche qua, perché non venite anche qua, eccetera, eccetera. Quindi arriveremo probabilmente intorno ai 450 km. Ecco, 395 km, questa è la struttura attuale.
divisi in 24 tappe che mediamente hanno una lunghezza di 16 km, poi ci sono quelle da 22, da 23 e ce n'è una da 10, per esempio quando si arriva a Portoflavia, che è una delle emergenze di archeologia industriale più significative e più interessanti, tutti quanti quelli che vengono si fermano anche a Portoflavia, quindi lasciamo il tempo perché in quel pomeriggio si possono visitare queste emergenze. Si va da quota zero, dalle spiagge praticamente fino ai boschi, alle montagne, a 1000 metri di quota del Marcanai, e i punti sosta rispondono alla logica per la quale noi abbiamo concepito questo cammino, e cioè quella di valorizzare gli antichi villaggi minerari abbandonati, totalmente abbandonati, molti di questi con le strutture già recuperate, migliaia diciamo decine, non sono milioni, ma decine di miliardi di vecchie lire di finanziamenti europei destinati a recuperare queste strutture totalmente abbandonate, e quindi i punti tappa sono stati fissati proprio in quei villaggi minerari dove passiamo. Insomma, sono fatte le carte digitali ovviamente di questo percorso, le carte tematiche per Expo, abbiamo presentato ad Expo, abbiamo fatto la carta, non so se l'ho messa qua, forse l'ho tolta perché erano troppe, sì l'ho tolta, dei prodotti dell'agroalimentare, perché era un Expo destinato all'alimentazione. E poi naturalmente abbiamo fatto le linee guida della segnaletica. Questo è un fatto estremamente importante, la Regione finalmente dopo tanto ha approvato un mese fa le linee guida per la segnaletica, che noi praticamente, assumendo all'80% la nostra proposta come associazione, come lavoro, come progettazione, e questa segnaletica, che è stata approvata adesso, quindi tra 6 mesi, un anno massimo, la troverete in tutti i 400 o 450 chilometri, perché abbiamo il personale adesso per farlo e i soldi per acquistare la segnaletica definitiva. Questi 400 chilometri però li vedrete adesso se li fate con questi segnali. Queste sono etichette, come è evidenziata, come è segnalata la via Romea Germanica, che parte dalla Germania, arriva fino a Roma, è assegnata con questi, l'abbiamo mutuato proprio dall'esperienza di Terre di Mezzo, insomma, con queste etichette in alluminio messe dappertutto, e soprattutto con le frecce. Ecco, queste frecce gialle abbiamo adottato i colori di Santiago, perché anche la via Francigena c'è il blu e il giallo, insomma abbiamo anche noi adottato questi tipi di colori. Ecco, in 400 km lei va e non c'è bisogno di niente. E naturalmente deve scaricare le tracce GPS dal nostro sito, deve prendere la guida di Terre di Mezzo, anzi abbiamo scoperto che è in vendita anche qua nell'aeroporto, quindi potete acquistarla lì, e chi vuole, e il cammino è percorribile in questo modo. Non ci si perde, l'hanno fatto in tanti, poi dopo arriviamo anche a un campione di quelli che lo hanno fatto, per vedere un po'. Ecco, finito questo progetto, il protocollo d'intesa prevedeva che noi lavoravamo gratis, e assieme e offrendo gratis di questo nostro lavoro avremmo costituito un organismo con i comuni e con la regia della regione per dare una governance al sistema, e quindi per assicurarne lo sviluppo, assicurare la manutenzione, per fare in modo e promuovere e fare animazione economica perché in tutte le tappe ci sia la recettività man mano più adeguata. Ecco, questi sono Santa Barbara, c'è da dire, che ha rappresentato un elemento di coesione tra i minatori, come dicevamo all'inizio. In questo caso credo che ci abbiamo messo uno zampino, perché siamo riusciti a fare per il Cammino di Santa Barbara un capolavoro. Siamo riusciti, i sindaci hanno fatto questo capolavoro di coesione istituzionale senza precedenti, perché tutte le 21 amministrazioni comunali che hanno partecipato alla costituzione della fondazione hanno deliberato nei loro consigli comunali all'unanimità, cioè quelli che governano e quelli che sono all'opposizione. Questo è un fatto straordinario di cui dobbiamo, credo, mantenere e custodire il valore già di per sé, insomma, che è una cosa estremamente importante. Questo è mentre firmano l'atto costitutivo della fondazione. C'era allora assessore, ve lo faccio vedere visto che è professore anche in questa università, Francesco Morandi, ed è stato immediatamente diciamo, nominato in quella sede stesso il consiglio d'amministrazione, con un rappresentante anche assegnato all'associazione che ha portato questo patrimonio, e devo dire, qua siccome c'è qualche consigliere, li ringrazio anche in mezzo a questa platea, con la mia nomina presidente senza votazione ma per acclamazione, quindi insomma è stata una cosa anche di un grande interesse. Ecco,
quella fondazione ci ha dato il là per partire. E la partenza però si è potuta realizzare grazie alla pubblicazione della guida da parte di Terre di Mezzo. C'è la Presidente qua, che un giorno quando l'abbiamo presentato a Castel Sant'Angelo mi ha detto: Giampiero, questa guida la dobbiamo presentare noi, e così è stato. Abbiamo attivato il sito internet della Fondazione, naturalmente, dove abbiamo scaricato tutte quelle informazioni, quel bagaglio enorme di informazioni che abbiamo rilevato lungo il cammino. Abbiamo realizzato la segnaletica provvisoria e l'abbiamo messa in opera in tutti i 400 km del cammino. In questo modo praticamente siamo partiti. E poi vediamo le persone che sono arrivate. Nel contempo abbiamo costruito i cippi, che sono, come avete visto nelle diapositive che ha mostrato Joseph, sono un po' l'icona del Cammino di Santiago, dove i pellegrini si fanno la fotografia, insomma, e quindi questi li trovate lo stesso con la torre che è stata scelta come logo del cammino, la torre dove Barbara è stata rinchiusa, questa giovane di 17 anni, per non avere l'influenza della religione cristiana. Invece l'ha maturato ulteriormente in questa torre. Tutte le iconografie che vedete su Santa Barbara sono tutte con la torre. E anzi, vi dico adesso perché la torre è stata, Santa Barbara è stata indicata come patrona degli architetti, perché in questa torre c'erano due finestre soltanto e lei ne ha voluto aprire una terza. E la terza significava la Trinità, insomma, per lei, per cui, insomma, per questa ragione l'hanno, con una bolla papale è stata indicata come patrona anche degli architetti. Ecco, a questo punto abbiamo lavorato naturalmente sulle credenziali, che è il passaporto del pellegrino, ne ha parlato già Joseph. In ogni tappa il pellegrino vuole ricevere il timbro. E poi abbiamo lavorato sulle premialità. Una delle premialità importanti noi l'abbiamo strutturata in questo modo. La pergamena, che è il testimonium, che in sostanza rappresenta e sinteticamente c'è scritto il senso del cammino. Noi l'abbiamo scritto in italiano, per una particolarità credo che sia importante rilevarla. Questo testimonium noi avevamo difficoltà a scrivere, a sintetizzare in una pergamena il senso del cammino. Era difficile, sono 10 righe, come vedete. Ecco, noi abbiamo dato 5 cartelle dattiloscritte alle monache clarisse del buon cammino e gli abbiamo detto: Madre Elisabetta, da qua ci dovete tirare fuori il senso del cammino. Non ve lo dico, ma hanno fatto un capolavoro che lo leggono tutte le volte i pellegrini quando arrivano e prima della consegna gli leggono il contenuto. E io sto benissimo, allora vado veloce, e questi sono i timbri, l'ultima serie di timbri che inizialmente l'abbiamo fatta soltanto per la Chiesa e per i comuni, ma insomma le chiese sempre più o meno chiuse, i comuni ugualmente difficili da trovarli. Li abbiamo fatti abbinando la torre con il logo del bed and breakfast, del distributore, del tabacchino, dell'albergo, eccetera, eccetera. E quindi tutti possono firmare. Il grande riconoscimento che c'è stato a meno di un anno dalla partenza, che è quello dell'inserimento come unico cammino della Sardegna nell'Atlante Nazionale dei Cammini, e quindi nel portale Ecco, rapidamente finisco, una carrellata su chi è venuto. Questo è il primo pellegrino che ha fatto interamente i 400 km, esattamente un anno fa, con tutte le credenziali timbrate. Questi sono i primi stranieri che l'hanno fatto per 200 km, ma sono già loro un esempio di fidelizzazione, perché sono tornati e hanno fatto già gli altri 200 km. Questi sono la prima coppia di stranieri, lui iraniano ma vive in Danimarca, che l'hanno fatti interamente i 400 km. Questo è il più vecchio pellegrino, che ha 84 anni, no, non c'è, ha 84 anni e usa il carretto come a Santiago, per non prendersi lo zaino sulle spalle, vedete? E che ha fatto i 400 km. Queste sono le due più giovani pellegrine escursioniste che l'hanno fatto, una 25 e l'altra 27 anni, come l'hanno fatto per premialità. Una aveva avuto in omaggio il cammino di Santa Barbara, i costi per fare il Comune di Santiago. La sua amica, quando si è laureata, l'altra gli ha offerto come omaggio i 400 km del cammino di Santa Barbara. Questo è il tedesco che l'ha fatto in 13 tappe invece che in 24, poi è arrivato un iglesiente che l'anno scorso aveva fatto 3.000 km nel Cammino di Santiago, era assolutamente allenato e l'ha fatto in 10 giorni.
questi sono del CAI di Varano Borghi, che ci hanno loro regalato quando sono ritornati una pergamena, ce l'hanno mandata esaltando il cammino, e queste sono le bellezze che stanno, io non so come si può azionare questo, ecco sì, forse parte. Giampiero, guarda cosa ha combinato Giuliana. Questa è una professoressa romana. Sul cammino di Santa Barbara. Ha fatto un pieghevole a fisarmonica con l'acquerello, qualcosa abbiamo attaccato anche. È una sorta di agenda Moleskine che contiene 2,5 metri di acquerello. Guardate che meraviglia che è venuta fuori. Ti riconosci? Tu sei quello... No, non sei tu, ancora più avanti, vedrai. Ecco, comunque vedete il patrimonio paesaggistico, questi sono gli imbocchi delle gallerie, i nuraghi, vedete le tombe dei giganti più avanti, l'archeologia industriale passando nella miniera di Monteponi, e poi soprattutto il paesaggio. Io, visto che c'è fretta, ecco qua. mi pare che lo interrompo, ma dura 5 vedi qua i pellegrini, tu sei ancora. quello con la giacca azzurra, Giuliana e con la giacca rossa. Tomba dei giganti. Qua siamo in una zona di Capopecora, a Flumini Maggiore, quindi siamo andati... Poi andiamo verso Piscinas. Le dune di Piscinas e ecco, una cosa importante, un ricordo meraviglioso. Quel cucuzzolo, che è un grande vulcano, dopo le rocce sedimentarie del Cambrico si va nella regione vulcanica, con i vulcani spenti naturalmente, ma dal punto di vista geologico e del turismo geologico sono importantissimi. Ecco, questa è una francese che è passata sotto le grotte di Domus Novas, vedete qua le strutture carsiche che si possono vedere dentro questa grotta, che quando è ritornata in Francia, ha fatto 8 acquereli, grandi 53 per 32. Ce li ha mandati tutti, adesso non ho capito ancora se ce li ha regalati oppure se li dobbiamo restituire, fatto sta che li abbiamo incorniciati, e lei che ci ha annunciato di fare gli altri 200 chilometri del cammino tra qualche mese, quando verrà le organizziamo una personale di pittura. Insomma, diciamo che, ecco, no, ci fermiamo qua, quelli che vengono cosa hanno come caratteristiche? Amano il patrimonio storico, culturale e religioso del territorio, perché anche questo ruolo delle monache, dei francescani, del loro convento, dove si può dormire, eccetera, eccetera, sono un fatto di grande interesse per loro, tutta la storia di Santa Barbara. Rispettano la natura e l'ambiente, e passano leggeri e non sporcano, questa è un'altra delle cose. Sapete, tutti i giornali, nei quotidiani sardi, quest'estate avete visto c'era un titolo che portava l'Unione Sarda, la sporcizia degli incivili del turismo, insomma. Questi non sporcano, rispettano l'ambiente, aggiungono simpatia, colore e bellezza al paesaggio, portano messaggi di amicizia e di solidarietà, consumano i prodotti locali, l'altro aspetto che è stato messo in evidenza, aiutano il territorio a creare una nuova prospettiva culturale dello sviluppo. E chissà, e qual è il territorio della Sardegna che ha più bisogno del sushi che l'esempio guspinese, che ha perso la sua economia e tutti i giovani stanno emigrando? E quindi questo è un fatto estremamente importante. Creano speranza per un futuro sostenibile del territorio, quel motivo per cui abbiamo progettato questo cammino, ma questo futuro sostenibile possiamo dire che è già iniziato, proprio grazie alla loro presenza. Grazie al Presidente. Tourism Call to Action, 7 incontri formativi per la crescita turistica della destinazione Sardegna. Iscriviti su www.aeroportodiolbia.it.